Benvenuti alla Galleria Comunale d'Arte di Cagliari. Io sono Stefania Mele, uno degli storici dell'arte e dei musei civici della città, e oggi ci troviamo nel museo che custodisce l'imponente collezione in grao e una parte della collezione civica di artisti sardi. Per la rubrica Riscoprendo il Novecento sardo, oggi desidero proporvi un dipinto di Stanis Dessì, il ritratto di zia Remondica, un olio su tela del 1928. Stanis Dessì è uno degli artisti più importanti del XX secolo in Sardegna e tra i più noti e amati. È una figura poliedrica, pittore, incisore, scultore, ma anche disegnatore di ceramiche e di mobili, illustratore e caricaturista. Nasce ad Arzana, nella provincia di Nuoro, nell'Ogliastra, il 24 agosto del 1900, apre il secolo, figlio del medico condotto. Viene mandato a Cagliari a frequentare le scuole e ha una grande predisposizione per lo sport. L'artista racconta di avere praticamente provato tutti gli sport. È stato podista, è stato saltatore, lanciatore, nuotatore, canottiere, tuffatore. Ecco, in alcune di queste discipline riesce anche a raggiungere risultati brillanti. È stato campione sardo di tuffi, ma dimostra anche una precoce inclinazione per il disegno e la caricatura e intrattiene i coetanei disegnando sui marciapiedi di Piazza del Carmine. Allo scoppio della guerra, poco dopo, perde il padre e la famiglia si dibatte in problemi economici, in difficoltà economiche, anche perché può contare solo sulla pensione vedovile materna. L'artista allora abbandona gli studi classici e appunto segue la sua propensione per l'arte e grazie a una borsa di studio concessagli dal comune di Cagliari nel 1917 si trasferisce a Roma, dove frequenta l'Istituto Superiore di Belle Arti ed è allievo di Duilio Cambellotti. Non solo, tra i suoi maestri c'è anche Giovanni Prini e Camillo Innocenti, due artisti che con le loro opere sono presenti nella collezione in grao esposta nel nostro museo. Però il Dessì è più vicino ad Antonino Calcagnadoro perché gli trasmette la passione per il disegno e per l'acquerello. Nel 1921, senza terminare gli studi, senza diplomarsi, rientra in Sardegna, forse per problemi economici, e si trasferisce inizialmente a Cagliari, dove lavora nello studio di Francesco Ciusa. Infatti, arrivato a Cagliari, non aveva uno studio e il grande scultore gli propone di lavorare nel proprio laboratorio di ceramica e lo incoraggia ad eseguire le teste, le figure in gesso, in terracotta. L'artista frequenta nel capoluogo anche i pittori Luigi Caldanzano, Filippo Figari, Felice Melis Marini. Inizia a lavorare e a debuttare, appunto debutta nel 1921 come scultore e pittore. Nel 1922 esegue la decorazione di un fondale del Teatro all'Aperto del Lido al Poetto. L'artista dimostra in questo lavoro di decorazione di subire gli influssi di Giacomo Balla ed effettivamente a Roma lui aveva conosciuto anche Giacomo Balla e Filippo Tommaso Marinetti. Prima di lasciare il capoluogo esegue anche le decorazioni per la sala delle conferenze del Palazzo delle Ferrovie. Nel 1926 effettivamente si trasferisce a Sassari. E a Sassari lavora come pittore, incisore, come grafico e collabora con diversi giornali. L'artista Stanis Dessì ama la pittura fiamminga e studia gli artisti fiamminghi tedeschi del 4 e del 500 come Dürer e da loro prende a esempio la freddezza dell'analisi del reale. Questa influenza dei fiamminghi si percepisce in alcuni dei suoi capolavori degli anni '20, come l'autoritratto sullo sfondo della marina, come Ada nel giardino
Torino è appunto come la nostra Zia Remondica, l'opera più tedesca che l'artista abbia realizzato. L'artista è un artista originale e questa originalità si percepisce nel cogliere come lui riesce a coniugare i modi della tradizione sarda con le tendenze in auge nell'Italia dei primi decenni degli anni '20, e quindi riesce a non cadere nel semplice folclorismo, ma al contrario apporta una carica innovativa nel suo linguaggio, e questo si può vedere soprattutto nei ritratti. Per la verità, però, sia il pubblico che la critica ai suoi ritratti, dove mostra la sua maggiore inclinazione, dove mostra quella precisione, quell'attenzione al dettaglio di gusto fiammingo, gli preferisce i paesaggi ad acquerello, più freschi, più gradevoli. Zia Remondica, appunto il più tedesco dei suoi ritratti, ci mostra una lontana parente del pittore. Il ritratto è dominato da questa figura di donna vecchia che è indagata quasi in maniera spietata, quasi in maniera crudele. Vediamo che il suo volto è indagato ruga per ruga, vediamo gli occhi cerulei e vuoti che sono fissi, non guardano l'osservatore, e questo dà ancora un carattere di maggiore freddezza all'opera d'arte. Opera d'arte che è ricca di un grande decorativismo, ci sono tanti particolari, si notano subito le righe bianco e nere del vestito della signora e dello scialle che è posato sulle gambe, ma si coglie anche il colore cangiante dei cuscini su cui poggia, quella decorazione floreale che possiamo vedere nella tovaglia, si nota il vaso di ceramica che accoglie le rose ormai appassite, come è appassita zia Remondica, e ricordiamo appunto che Stanis Desis era anche un ceramista, quindi ecco spiegato il vasetto di ceramica. Tornando ai particolari anatomici di zia Remondica, osserviamo anche le mani nodose che stringono il libro. Ecco, la zia Remondica sembra quasi fredda e inanimata, come anche gli oggetti che compongono l'opera, un'opera costruita per accumulo, come proprio secondo i modi della pittura fiamminga. Questa opera era stata esposta sia proprio nell'anno in cui è stata realizzata, nel 1928, alla prima Biennale Sarda di Sassari, e l'anno successivo alla mostra della primavera cagliaritana, appunto nel 1929. Una volta è classificata come ritratto di vecchia e una volta come ritratto. Se osserviamo l'opera possiamo cogliere una sorta di immobilismo metafisico, ma se facciamo ancora più attenzione vediamo che nel realismo con cui è descritta l'anziana signora abbiamo anche un'influenza della nostra opera sarda più importante, della madre dell'ucciso di Francesco Ciusa, artista che, come abbiamo visto, Stanis aveva cercato nei primissimi anni '20, e artista per il quale aveva posato per la scultura L'Ucciso che Ciusa andava preparando per la Biennale veneziana del 1922. Vi ringrazio per la pazienza, per avermi seguito, e vi invito a venire alla Galleria Comunale d'Arte per vedere i capolavori della collezione sarda e della collezione Ingrao.